Clown Therapy, ovvero come guarire sorridendo. È un po' questa la filosofia che negli anni 70 il medico Patch Adams introdusse con la Clown Therapy, uno strumento terapeutico sempre più sviluppato anche in Italia, grazie all'impegno di medici e volontari ospedalieri. È il caso del reparto di pediatria dell'ospedale di Castelfranco Veneto dell'ULSS 8, dove da 3 anni in corsia sono arrivati i clown. Il primario del reparto di pediatria, il dottor Luigi Pavanello, ci spiega uno dei diritti fondamentali del bambino contenuto nella Carta europea dei diritti del bambino ricoverato. Deve soggiornare in un ambiente adatto alle sue esigenze. È per questo che qui in pediatria a Castelfranco abbiamo cercato di creare un clima per bambini, per cui abbiamo la sala giochi, abbiamo l'insegnante ospedaliera, abbiamo creato i murales che abbiamo inaugurato recentemente e in più appunto vogliamo che sia ambientato perfettamente e quindi che si diverta non solo con i giochi ma anche con la Clown Therapy appunto. A seguire questo speciale progetto sono i volontari dell'Avio, Associazione Bambino in Ospedale, che con costanza, volontà e tanta voglia di dedicarsi agli altri operano da anni nell'ospedale di Castelfranco. Susanna Fontana ci spiega gli obiettivi di questa attività. Per noi l'obiettivo è quello di dare un po' di conforto, di portare un po' di gioia con giochi di prestigio, con bolle di sapone, con cose molto semplici. Cose semplici che regalano molto ai piccoli pazienti, ai loro genitori, ma anche ai volontari. Io ho avuto delle fortissime emozioni di bambini che parlano dell'ospedale come un posto bellissimo, perché ci sono i volontari Avio che li fanno giocare, perché sai, se fai il bravo arrivano anche i clown, quindi vuol dire che il bambino memorizza l'importanza del gioco più del dolore e per noi questo è fortemente gratificante. Ma cerchiamo ora, con l'aiuto del dottor Pavanello, di capire le potenzialità della Clown Therapy. La Clown Therapy senz'altro funziona, dati della letteratura dicono che c'è i dati nei bambini dicono che c'è una diminuzione del 20% di ricorso di analgesici e una diminuzione del 50% della durata del ricovero. Questo perché? Perché quando il clown entra in una corsia di ospedale, che spesso sono corsie tristi, grigie, malinconiche, ravviva con la sua presenza il reparto, lo rende direi più colorato, porta gioia e spensieratezza e questo a tutto vantaggio del rapporto umano fra medico e paziente. I clown dell'Avio sono attivi da 3 anni animando le corsie del reparto per 2 ore una volta alla settimana. Ma da quest'anno il gruppo è cresciuto e i giorni di Clown Therapy a Castelfranco Veneto saranno almeno 2 perché La gioia di vedere un bambino sofferente che ti sorride ti riempie il cuore. Ed eccoci rientrati per le battute finali di questa prima parte di Cronache Trevigiane dedicata al mondo della bonifica, delle nuove bonifiche, dei nuovi consorzi, visto l'assetto che il Veneto ha preso dal 6 dicembre scorso. Con noi c'è Antonio Tomezzoli, presidente dell'Unione Veneta Bonifiche. Dal 6 dicembre, io ho anticipato, è cambiato un po' il mondo dei consorzi di bonifica, da 20 siete passati a 10. Che cosa significa? Qual è stato il principio, tra l'altro, che è stato applicato per questo tipo di cambiamento e cosa cambierà poi per l'utente finale ma anche per voi nella gestione? Il principio che è stato usato per la rideterminazione di questi nuovi 10 comprensori è un principio di carattere idrografico. Questi sono enti che non hanno confini amministrativi, non si conterminano con i confini delle province o dei comuni, ma hanno come loro riferimento delle aste idrografiche di fiumi importanti sui quali agiscono e operano i consorzi di bonifica e i loro comprensori. Quindi questi nuovi 10 enti sono degli enti che sono stati ricalibrati sulla base dell'omogeneità idrografica che poteva ricomprendere i vecchi consorzi di bonifica. Questo tipo di piano che è stato sviluppato e che poi andrà in futuro ad essere adottato anche, come può incidere nel rischio idrogeologico? Queste entità nuove che si raggruppano, si mettono assieme, hanno una dimensione territoriale più ampia e quindi hanno sotto di sé, sotto la loro attività, più comuni e più punti di difficoltà, integrandosi con le energie
di altri organismi quali la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, gli stessi comuni, riusciranno non solo a determinare quali sono le fonti di pericolo, ma riusciranno anche ad effettuare tutti quei lavori che devono essere fatti precedentemente agli eventi atmosferici e che garantiranno una parola grossa, ma che riusciranno a limitare moltissimo le difficoltà che abbiamo visto e avuto negli ultimi anni. Sicuramente non ci saranno gli eventi che abbiamo avuto e visto in altre regioni d'Italia. Noi le ringraziamo Presidente per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro. Cronache Trevigiane, la prima parte si chiude qui, adesso un pizzico di pubblicità e poi tante novità dalla Marca nella seconda parte. Sappiamo che le somiglianze spesso non sono evidenti. Noi e i nostri clienti ci assomigliamo da sempre. Perché siamo cresciuti negli stessi luoghi, perché parliamo la stessa lingua, perché abbiamo gli stessi valori, perché sappiamo guardare avanti. Siamo con te perché siamo come te.